Notte di follia per una 51enne di Limena arrestata dopo aver forzato un posto di blocco a Padova. La donna, che guidava ubriaca in via Chiesa Nuova, è stata fermata da una pattuglia della polizia stradale. Prima ha fatto scendere un passeggero, un 41enne albanese, poi è ripartita sgommando e trascinando un agente che tentava di bloccarla. Da qui l'inseguimento a folle velocità per le vie cittadine. La donna si è scontrata anche con alcune auto in sosta e paletti della segnaletica, ma non si è fermata. Intervengono così i carabinieri che, per bloccare la corsa, esplodono 2 colpi di pistola alle ruote della macchina. La donna alla fine viene fermata in Corso Australia. Dai controlli con l'etilometro risulta positiva con un tasso di 0,90 grammo litro, ma non solo, la sua patente era scaduta da oltre un anno ed era sprovvista di assicurazione e la revisione era scaduta. La 51enne è stata dunque arrestata dai carabinieri di Padova per guida in stato di ebbrezza, resistenza pubblico ufficiale e lesioni personali. L'agente investito infatti ha riportato una lesione al braccio sinistro.